siamo a Corigliano, o meglio Corigliano-Rossano, questa fusione di questa grande città, la terza città della Calabria, Corigliano-Rossano. Tra l'altro, insomma, una fusione in tutto e per tutto, no? Anche su quello che si va a mangiare. Noi parliamo sempre di fusione a tavola, fusioni di sapori, di odori, di profumi, ma in realtà questa è una città che o meglio è diventata la terza città della Calabria con la fusione. Quindi di tipicità di questo territorio sai di quante ne possiamo parlare, certo, Tommaso. certo. Però mi fa piacere che oggi sei venuto qui, perché oggi sicuramente parleremo, non possono mancare a tavola, come questo bellissimo entrée che hanno appena portato, i sapori di terra, ma qui prevalentemente andranno forti i sapori di mare. Abbiamo la vicina Schiavonea. Questa fusione. Io ti dico un po' quello che oggi mare. Abbiamo, così tu Bene. Immagina già quali vini devi iniziare Io ho l'acquolina, quindi cominciamo. Ecco, allora, oggi avremo, come ti ho detto, i sapori di terra, ma prevalentemente i sapori di mare. E con questo gusto pastoso, perché abbiamo anche l'anduia, o meglio l'andugia come dicono a Spiling, però cosa andiamo ad abbinare? Beh, vedo i formaggi, insomma, dopo questa partenza io direi che ci vorrebbe qualcosa che sgrassa tantissimo la bocca, e direi una bollicina ci sarebbe alla grande. Ma una curiosità, con la bollicina possiamo anche pasteggiare dopo? Certo, soprattutto se i piatti saranno anche molto saporiti, e quindi ritengo che un pesce di questa costa ionica possa andare benissimo anche con la bollicina. Allora ordiniamo subito. Oggi prepariamo un polipo scottato aromatizzato al rosmarino con vellutata di ceci, cipolla di tropea caramellata, pomodorini con vin e paprika dolce. Per la vellutata di ceci prendiamo uno spicchio d'aglio, lo schiacciamo, mettiamo un vino d'olio extravergine d'oliva, facciamo rosolare, eliminiamo l'aglio e uniamo i nostri ceci. Saliamo e pepiamo. E uniamo un po' del nostro fumetto di pesce. Aggiungiamo un po' di rosmarino e facciamo cuocere per circa 10 minuti. I ceci sono stati precedentemente messi a mollo e cucinati. Facciamo il tempo di far insaporire. Dopodiché eliminiamo il rosmarino, altrimenti porterebbe un gusto amaro nella nostra vellutata di ceci. Andiamo a frullare il tutto. Uniamo un po' di olio extravergine d'oliva. Ottenuta la nostra vellutata, la lasciamo a caldo. Adesso prendiamo il nostro polipo, che è stato precedentemente eviscerato, lavato e abbattuto a negativo, cioè a meno 18 gradi, per almeno 36-48 ore. Dopodiché viene cucinato a vapore per circa un'ora e dopo subito abbattuto in positivo, in questo caso a più 3-4 gradi. Adesso andiamo a ricavare i nostri tentacoli di polipo, parte della testa. Andiamo a condire il nostro polipo, un filo d'olio extravergine, del rosmarino, saliamo e pepiamo. Nella nostra padella antiaderente riscaldata non mettiamo niente, abbiamo messo tutti gli ingredienti all'interno del polipo e facciamo scottare entrambi i lati per qualche minuto, così
vendiamo il nostro polipo croccante. E adesso andiamo a impiattare il nostro polipo. Iniziamo facendo un letto di vellutata di ceci, mettiamo i nostri tentacoli, parte della testa, continuiamo unendo i nostri pomodori con vin, precedentemente cotti a bassa temperatura con olio, scorza di limone, zucchero e sale per circa 2 ore. Uniamo la nostra cipolla caramellata, cipolla di tropea, paprika dolce calabrese, uniamo qualche germoglio di alfa, qualche goccia di ristretto di balsamico e per finire mettiamo delle foglie di rosmarino, le andiamo a bruciacchiare, così gli diamo una nota di affumicato e il nostro piatto è pronto. Allora Tommaso, siamo sempre qui a Corigliano, arriva questa volta una bollicina a tavola, stesso movimento dobbiamo fare? Attenzione, No, sulle bollicine, profumo lo possiamo sentire. bicchiere fermo, ovviamente Bicchiere fermo. osserviamo questo frizzante, quindi queste bollicine che salgono, non è un bicchiere adatto a questo perché ci vorrebbe la flute, no? Il bicchiere più lungo in modo tale da stretto. poter vedere proprio questo salire delle bollicine. Delle bollicine. Ma il gesto di girare così con la bollicina? Non perché cercheremmo soprattutto di far evaporare Ok. il gas, quindi non è una cosa da fare. Perché millesimato? Il termine millesimato identifica le uve provenienti dalla stessa vendemmia. Quindi quando uno spumante, una bollicina non è millesimato, sta a significare che sono più uve, più vini di base provenienti da diverse vendemmie. Ah, grazie, vediamo cosa è arrivato di buono qui a Corigliano Rossano. Cosa hanno preparato di buono? Allora, questo è l'antipasto formato di vellutate di ceci con paprika e dei pomodorini. Quindi questa rossa qua è paprika. Paprika dolce o piccante? Dolce. Dolce. Si sente il pescato arriva dal vostro mare, il mare di Schiavonea. Poi città unica, Corigliano Rossano, quindi ormai grande città, la terza città della Calabria. E allora invitiamo tutte le persone che ci seguono anche a venire qui a mangiare questo buon pescato in dei ristoranti come il vostro che lo sanno cucinare molto bene. E qui vedo delle gocce, aceto balsamico. Quindi caro Tommaso, con la bollicina secondo te questo pomodorino, questo ciliegino, questa cipolla che penso è in agrodolce e tutto questo insieme, va bene l'abbinamento Sì, con le assolutamente, bollicine? questo è un greco bianco, una bollicina tra l'altro diciamo un metodo classico, quindi una bollicina rifermentata in bottiglia, un greco bianco di questo territorio, un prodotto davvero eccezionale, sicuramente riesce a sgrassare, riesce a equilibrare questi sapori che sono molto complessi, ecco, dalla paprika alla vellutata di ceci. Bene, ci gustiamo questo antipasto e allora lasciamo lo chef sbizzarrirsi. Io ho detto allo chef fate voi, ha detto guarda allora facciamo antipasto primo e secondo a sorpresa, tanto Tommaso mangia tutto. Beh, quindi troviamo anche un giusto abbinamento, assolutamente. abbineremo in diretta il video. Però tu mi hai fatto una promessa che in una puntata avremmo parlato del famoso medaglione da sommelier. Il Taste Van, sì. Taste Van, l'hai portato? Le promesse. C'è. Eccolo Attenzione, qua. Allora ne parliamo in questa puntata. Ti lascio Lo facciamo pranzare con e il lo vino. facciamo con il vino. Adesso andiamo a preparare il nostro primo, delle linguine al nero di seppie scomposto con fave e pane croccante. Iniziamo preparando la nostra vellutata al nero di seppie. Partiamo da una patata, la tagliamo finemente, la andiamo a unire in un pentolino
con un filo d'olio extravergine. Non uniamo niente in questo caso, né cipolla e né aglio, per non alterare il gusto del nostro nero. Facciamo rosolare le nostre patate e andiamo a ricavare la nostra sacca. Eccola qua. Un po' di fumetto di pesce alle nostre patate. E facciamo cuocere per qualche minuto. E possiamo unire la nostra sacca di nero. Facciamo cuocere per pochissimo tempo, così non alteriamo il gusto. Prendiamo la nostra vellutata di seppie, a nero di seppie, uniamo qualche foglia di prezzemolo, un po' di peperoncino calabrese, togliamo un po' di semi così non lo rendiamo molto aggressivo e andiamo a frullare il tutto. Frulliamo con un po' di olio extravergine di oliva e lasciamo riposare. Adesso prendiamo le nostre fave, li facciamo sbiancare per qualche minuto in acqua bollente e salata e adesso possiamo calare la nostra pasta. Dopo abbiamo fatto sbiancare le nostre fave per qualche minuto, le raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Così manteniamo i nostri colori vivaci, un bel verde vivace. Andiamo a pulire le nostre fave, togliamo le bucce, tagliamo le nostre teste, diciamo in modo grossolano. Uniamo nella pentola un filo d'olio extravergine, uno spicchio d'aglio schiacciato, intanto facciamo una girata alla nostra pasta e adesso possiamo unire le nostre seppie. Facciamo rosolare per qualche attimo, uniamo qualche foglia di prezzemolo e bagniamo con del fumetto di pesce. Copriamo per qualche minuto, togliamo la nostra seppia. Prendiamo la nostra seppia scottata e la andiamo a definire in pezzi più piccoli. Adesso possiamo alzare la nostra pasta, che la togliamo qualche minuto prima che finiamo la cottura in padella. Uniamo un altro po' del nostro fumetto. Uniamo la nostra seppia. Copriamo. Facciamo cuocere ancora per qualche altro minuto. Aggiustiamo di sale e pepe, un filo d'olio extravergine
un po' di mollica di pane profumata. Prendiamo la nostra vellutata a nero di seppie, andiamo a assaggiare, aggiustiamo di pepe e di sale. Siamo pronti per impiattare il nostro piatto. Mettiamo un mestolino della nostra vellutata, le nostre linguine con le fave e le seppioline, germogli di porro, fiore di cambo, paprika dolce, pane tostato e chiudiamo con un filo d'olio extravergine. Il nostro piatto è pronto. Quindi in questa puntata mi devi parlare del famoso, che io chiamo sempre medaglione, ma il Task de Ven. Taste Ven da Taste, degustazione, Taste Ven francese. Degustazione, aspetta, vediamo cosa è arrivato qui, cosa sta succedendo a tavola. Dov'è il mio amico proprietario del Adesso ristorante? abbiamo servito un primo piatto con delle seppie sempre locali, con fave, seppioline e nero di seppie. Che spettacolo! Vedi Adesso che colore. abbinamento di colori, sembra una grande bandiera, un arcobaleno Fiori con... di campo come decorazione e della paprika pure abbiamo messo sempre leggermente piccante. Molto le fave invitante. a chilometro zero, Sì, immagino, sì, sì, quindi sono sempre- arriva il contadino pure qua, come sono arrivato io con la petta prima, arriva il contadino con la petta, prima sono arrivato con la petta qua io. bello. Cosa pensi? Sono arrivato con la petta, così arriva il contadino, porta le fave, le zucchine, tutto biologico, tutto a chilometro zero. Cioè voi non trattate prodotti che non sono, esatto, che non sono fuori da questa bellissima terra di Calabria. Siamo a Corigliano Rossano. Un valore aggiunto, ovviamente utilizzare quelli che sono i prodotti del territorio. Complimenti, adesso però andiamo ad assaggiare per Assaggiamo subito. testimoniare insomma Grazie. che sia tutto oltre che di qualità e genuino, che sia anche buono, insomma, perché non sempre ecco, questo connubio tra il genuino e il prodotto di qualità, no? Certo, non lega spesso, non sposano sempre questi due concetti, però Tommaso, devo dirti la sincera verità, da quando stiamo girando diversi territori, da quando stiamo girando diversi territori, sto notando che c'è un'apertura maggiore al fatto di portare a tavola il chilometro zero, quindi il cibo sano, il cibo pulito, il cibo giusto. Devo dirti la verità, io sto trovando in tutti i territori, in tutti i locali della Calabria, la qualità a un livello abbastanza alto. è sicuramente più diffusamente diciamo, proposto questo elemento che accennavi tu, però dobbiamo fare sempre attenzione, ripeto, che il prodotto sia di qualità e non soltanto genuino, perché spesso insomma, questa cosa viene correttamente diciamo, non abbinata, no? Nel senso si utilizza il prodotto della fattoria, però ecco, non è certificato, non ha quelle... Ti dirò, guarda, anche la pasta. La pasta ultimamente io sto assaggiando dei tipi di pasta veramente buoni. Pasta fresca, stiamo trovando nei locali. Anche tra chef ormai si usa lo stesso linguaggio. La pasta di un certo tipo, quindi la teoria che stanno utilizzando un po' tutti è quasi... Anche qui dovremmo recuperare la nostra tradizione dei grani antichi, i grani storici, il riutilizzo di una pasta fatta a mano con le tradizioni di una volta, con il grano di una volta. Questo è fortemente identitario. Il concetto è sempre quello: più si accorcia la filiera, più si conosce quello che andiamo a mangiare. E non so il secondo che arriverà, ma questo primo per me è stato veramente un fiore all'occhiello. Adesso andiamo a preparare una triglia
scottati in padella con della salvia, una velutata di induia, riso nero, di sibari e pistilli di zafferano, anche della piana. Prendiamo delle patate precedentemente cotte al forno a 130 gradi per circa un'ora e mezza, insieme a del sale grosso. Del sale grosso perché così abbiamo eliminato tutta l'umidità della patata. Tagliamo le nostre patate. Allora, andiamo a unire le nostre patate in un pentolino, olio extravergine di olivo, bagniamo sempre con del fumetto di pesce. Siamo pronti per unire la nostra anduia. Facciamo sciogliere un attimino e andiamo a frullare il tutto, sempre con un po' di olio extravergine di oliva. E questo è il risultato. Siamo pronti per sfilettare la nostra triglia. Ricaviamo i nostri filetti, togliamo le spine, pepiamo e saliamo i nostri filetti, uniamo la salvia, un goccio di olio extravergine, facciamo scottare le nostre triglie dalla parte della salvia. Andiamo a infornare al forno per 2 minuti circa. Le nostre triglie sono pronte, siamo pronti per impiattare le nostre triglie. Velutata all'anduia, poi mettiamo il riso che è stato precedentemente messo a bagno per una notte e poi cotto per circa un'oretta, il nostro riso nero. Ho messo la nostra triglia, pistillo di zafferano, un filo d'olio e il nostro piatto è pronto. Bene, nel frattempo sta arrivando già il secondo piatto, eccolo qua. Un'altra Prima esplosione del colori. secondo piatto però, Tomma, vedi, Adesso ecco, vorrei sentire prima gli ingredienti, ma così portiamo subito il vino. Allora, adesso abbiamo servito il secondo piatto con delle triglie sempre locali, cucinate con della salvia in padella, con riso nero e dell'anduia. Si riprendono quelli che sono gli ingredienti del primo piatto e diciamo che anche a livello cromatico è molto interessante. Ho già sentito qualcosa, molto speziato, la paprika si sente, anche l'anduia e la triglia, i sapori sono molto distinti. Devo dire che ci starebbe bene un bianco barricato a questo punto. Ecco, questi sentori speziati li vorrei ritrovare anche in un vino bianco che fa barricato. sì, solo se fai vedere però come funziona il tastapenne. Oggi si usa esclusivamente come ornamento, si mette al collo, lo troviamo al collo di tutti i sommelier, però inizialmente era davvero un elemento di degustazione, cioè uno strumento di degustazione. Oggi sostituito da un classico bicchiere, da un classico calice a norma ISO. Oggi invece non è più uno strumento utile per la degustazione, è sostituito dal calice. Si metteva proprio il vino. No, va bene nel calice. Diceva bene il cameriere perché queste fessure, queste insenature servono proprio per degustare al meglio i vini. Inizialmente si utilizzava proprio qui servire Come mai il vino. c'è un tipo di fessura diversa, un taglio? Da un lato, dove l'insenatura è concava, si degustavano i vini rossi, dall'altro, dove l'insenatura è convessa, si E degustavano come i vini mai? bianchi. Perché lì è concava? Il vino ha una... Ovviamente il vino bianco rispetto al vino rosso non ha bisogno di respirare, di ossigenare, mentre avendo questa insenatura concava si riusciva un pochettino a contenere e a diciamo, riempire questa insenatura in modo tale che il vino si aprisse in maniera da sprigionare più facilmente i profumi. Profumi che comunque abbiamo anche in questo vino bianco, anzi se devo dirti una particolarità, questo vino bianco, essendo un vino bianco barricato,
dedicato, lo avrei servito all'interno delle insenature concave, in modo tale da avere proprio questa apertura più facile, proprio perché questo fa un anno di botte. Ho visto prima l'etichetta, si tratta di un greco bianco. Ecco, questi profumi, queste sensazioni di spezie, di legno, di vaniglia, di tostato, molto interessanti. È una vendemmia ovviamente antecedente all'ultima, che ha delle caratteristiche molto diciamo, organolettiche molto interessanti. Tommaso, io con questo filino d'olio, Mancava il verde effettivamente, mancava il oltre verde, alla salvia. ma con questo filino d'olio che richiama la nostra terra, abbinando il riso di Sibari, famosissimo, non solo Sibari per il riso, ma anche per quello che è la storia di Sibari, quindi la parte storica. Ricordiamo che qui a Sibari c'è un grande museo che racchiude tutta la storia della Sibaritide. Io direi che ci diamo appuntamento poi alla prossima puntata. Speriamo di degustare ancora questi profumi, questi sapori e questi colori immersi nella storia, nelle tradizioni della Calabria. Sono d'accordo con te.